Buona domenica e bentrovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Da domani il Friuli Venezia Giulia entrerà in zona bianca. Nella tarda serata di ieri il Presidente della Regione ha firmato l'ordinanza che determina la riapertura anticipata di molte attività. Fedriga però avverte i cittadini, ci vuole ancora buon senso. Poco prima delle 22 di ieri, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha firmato l'ordinanza contingibile e urgente numero 12 che, in concomitanza con l'ingresso della Regione in zona bianca, determinerà la riapertura anticipata di molte attività a partire da lunedì 31 maggio. Si tratta, tra le altre, di ristoranti, parchi tematici e di divertimento, piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, feste private, fiere. Fedriga ha quindi spiegato: la riapertura anticipata di tantissime attività grazie all'ingresso del Friuli Venezia Giulia in zona bianca a partire da lunedì è un segnale forte di ritorno alla normalità. La parola chiave è buonsenso, il buonsenso della Conferenza delle Regioni, che ringrazio e che ha elaborato le linee guida delle riaperture, allegate all'ordinanza regionale di oggi, e il buonsenso dei cittadini nel tenere comportamenti che permettano di confermare le aperture previste da lunedì e di arrivare quanto prima a togliere tutti i lacci che il Covid ha imposto. Da lunedì non c'è più coprifuoco, ha rilevato il governatore, anche se rimangono gli obblighi di mascherina, distanziamento, attenta igiene delle mani e areazione e sanificazione dei luoghi chiusi. Siamo sulla strada giusta anche con l'ampliamento della campagna vaccinale che dal 3 giugno apre agli under 40. Si intravede, ha concluso Fedriga, la fine di tutte le restrizioni che hanno attanagliato la nostra vita economica e sociale. Dopo un periodo di chiusura al pubblico ripartono le mostre allestite nei musei della Regione per tornare a offrire un'esperienza unica ai visitatori dal vivo, a dirlo la direttrice Musei e Archivi Storici ERPAC FVG Raffaella Sgubin, in occasione della presentazione del programma culturale della Galleria Spazzapan di Gradisca di Sonzo. Un settore, quello della cultura, che ha patito dopo questo momento pandemico. Che estate vi attendete? Ma ci attendiamo un'estate con una voglia forse di normalità, quindi una voglia di ripresa di vecchie abitudini, quindi tra le quali anche la visita al museo. Ecco, io penso che durante il lockdown tutto questo è molto mancato, quindi penso che tutti abbiamo maturato veramente la consapevolezza di quanto sia necessario questo anche alla dimensione del quotidiano, quanto sia necessaria proprio la fruizione della cultura dal vivo. Stiamo ripartendo qui a Gradisca, ma siamo ripartiti anche con gli altri nostri musei regionali, però come dire, oggi è giusto che i riflettori siano sulla Galleria Spazzapan, che insomma in questo momento è anche uno spazio molto ricco, molto sfaccettato, che ospita una serie di manifestazioni diverse tra di loro, cui abbiamo due mostre che vanno avanti simultaneamente, appunto quella dedicata al design del caffè con la San Marco, poi diciamo la costola gradiscana della mostra Sconfinaments, in collaborazione con il Comune di San Vito al Tagliamento, con l'Associazione Culturale I Colonos, e adesso questa diciamo magnifica preview della mostra Behind the Appearances, che aprirà più avanti nel corso dell'estate, ma che ci proietta in una dimensione straordinariamente internazionale. Alla cronaca, incidente verso le 23 di ieri sera in via Baldasseria Bassa a Udine. Il sinistro si è verificato nella piccola rotonda posta all'incrocio con via Lavariano, a pochi metri dall'antenna RAI al civico 152. A scontrarsi, poco prima che scattasse il coprifuoco, due vetture. Nel violento impatto è andata distrutta la parte anteriore di un veicolo nero, stessa sorte per la fiancata sinistra di una berlina grigia, che per pochi centimetri ha evitato un secondo impatto contro il muro di un edificio. Ferita una persona in maniera seria, sotto valutazione altri passeggeri. Sul posto per i soccorsi sono giunti i vigili del fuoco del comando di Udine e personale sanitario con l'ambulanza e l'automedica. Le dinamiche del sinistro sono in corso di accertamento. Accorsi per riabilitare i rilievi i vigili della polizia locale e i carabinieri di Udine.
Nel pomeriggio di ieri a Fagagna i carabinieri della locale stazione hanno denunciato a piede libero per l'ipotesi di reato di truffa un uomo di 60 anni residente nel Milanese con precedenti di polizia. L'indagine è nata a seguito di una denuncia a querela sporta da un uomo di 49 anni residente in una cittadina del Friuli Collinare. Quest'ultimo, dopo aver messo in vendita su un sito online specializzato 4 cerchioni in lega per autovetture, è stato contattato telefonicamente dal presunto compratore che con artifizi e raggiri l'ha convinto a effettuare 4 bonifici bancari sul conto corrente dell'enunciato per un ammontare di 1.600 euro. Come è stato in parte per il tracciato della vecchia ferrovia in Alto Friuli, poi trasformata nella ciclovia Alpe Adria, anche la ex Casarsa Pinzano rientra in un progetto dedicato al turismo sulle 2 ruote, da collegare poi con le ciclabili del territorio di San Giorgio della Richinvelta. Ce lo spiega il sindaco Michele Leon. Sarà una grande opportunità quella che la Regione Friuli Venezia Giulia ha messo in campo con l'acquisto dell'ex sedime ferroviario Casarsa Pinzano. Un qualcosa che aspettavamo da tantissimo tempo in questo territorio per poterlo trasformare in una ciclovia. Sarà una grande opportunità per il nostro territorio, in particolare per il comune di San Giorgio della Richinvelda, territorio delle radici del vino, dove potremo valorizzare ovviamente quella che è l'eccellenza della barbatella di vite, ma anche quelli che sono i sapori e i profumi dei tanti vini che vengono appunto prodotti nel nostro territorio. Di contesto il comune di San Giorgio della Richinvelda si è dotato anche di uno strumento importante di pianificazione, così chiamato Biciplan, che va ad individuare quelle che sono le priorità e quali sono gli assi di intervento per poter poi collegare la Casarsa Pinzano a tutte le nostre 7 frazioni del comune. Al via a Ruda opere pubbliche per €500.000 che in parte saranno destinati alla messa in sicurezza della viabilità, in particolare dei marciapiedi. Sentiamo il sindaco. Siamo intervenuti con una inaugurazione dovuta ai lavori che abbiamo svolto dei marciapiedi, rifacimento completo dei marciapiedi a norma di legge, delle asfaltature visto che era leggermente deteriorato tutto il manto stradale e rifacimento anche con i corpi illuminanti messi a LED per risparmio energetico e beneficio ambientale. Un bel risultato fatto in 2 lotti. Quasi 500.000 euro, anzi più di 500.000 euro sostanzialmente di intervento, che mira a recuperare il borgo di Saciletto, un borgo storico magnifico, che annovera tra l'altro la presenza anche della Villa Antonini, per la quale stiamo continuando a lavorare per la risoluzione della matassa burocratica che ha bloccato il recupero di questa villa, con finalmente l'intervento anche, speriamo a breve, di un atto impositivo da parte della sovrintendenza delle Belle Arti che è venuta a visitare la villa. Un nuovissimo e innovativo centro di ricerca a servizio di enti e agricoltori è pronto e sarà presto inaugurato nella terra per eccellenza delle barbatelle, San Giorgio della Richinvelda. Si tratta di un polo scientifico per supportare fattivamente chi opera nel settore vitivinicolo, per ottenere piante sempre più sane e coltivazioni ecosostenibili. Già nel lontano 1965 è stato aperto un centro sperimentale dove sono state avviate e intensificati i programmi di selezione clonale e di ricerca verso nuove varietà che all'epoca garantissero standard produttivi elevati e una remunerazione consona per gli agricoltori. Ad oggi le sfide sono diverse. Dobbiamo rispondere a una pressante necessità di sostenibilità ambientale e di risposta ai fenomeni del cambiamento climatico. Proprio per essere in prima linea in questa nuova lotta, in questa nuova sfida, i vivai cooperativi Rauscedo hanno investito nuovamente in ricerca creando un centro all'avanguardia, il nuovo VCR Research Center, dove sono presenti più di 9 laboratori ipertecnologici ove studiamo quelle che sono le malattie della pianta e cerchiamo strategie idonee e sostenibili per limitarne la presenza in tutti i territori. Abbiamo un cospicuo programma di selezione e creazione di nuove varietà resistenti. Questo nuovo polo verrà inaugurato a breve, non abbiamo potuto fare prima per i limiti e la situazione epidemiologica causata dal coronavirus, ma lo faremo a breve e diventerà un polo innovativo di fondamentale importanza, non solo per i vivai cooperativi Rauscedo, ma per tutti gli istituti pubblici, privati che vorranno collaborare
in aiuto di un bene comune che è la nostra viticoltura. Anche Udine parteciperà alla staffetta nazionale di TEDx organizzata per celebrare la ricorrenza del 2 giugno. Nel giorno del 75° anniversario della Repubblica Italiana, il 2 giugno, i TEDx di tutta Italia celebreranno la ricorrenza con un grande evento streaming, una staffetta che coinvolgerà 24 città italiane, tra le quali Udine, per affrontare il tema della democrazia digitale. Più di 50 donne e uomini speciali proveranno a raccontare, ciascuno con il proprio personale punto di vista, dove siamo arrivati, cosa ci aspetta nel prossimo futuro e come utilizzare il potere e le potenzialità del digitale, che soprattutto in quest'ultimo anno è entrato ancor più nella vita di tutti. Questo per trasformarli in opportunità. Dal palco di Udine, mercoledì 2 giugno, dalle 18:30 alle 20:30, sarà l'organizzatrice e licenziataria di TEDx Udine, Eva De Marco, ad introdurre l'intervento di Luca Taddio, filosofo del digitale, che analizzerà il ruolo futuro della tecnologia integrata con i mezzi tradizionali nella partecipazione democratica. Taddio, 47 anni, udinese, è professore di estetica all'Università di Udine e direttore del primo master italiano in filosofia del digitale. Affronterà il tema della sfida delle politiche contemporanee e di unire i processi di globalizzazione con le esigenze locali e territoriali. Una sfida che, secondo Taddio, passa necessariamente attraverso una cultura cosmopolita come bene comune, per riprendere il concetto espresso dal filosofo e sociologo francese Edgar Morin. 2 sono le possibili idee guida per orientarci, dice, gli Stati Uniti del mondo da un lato e la democrazia diretta e digitale dall'altro. Si tratta di prospettive ora irrealizzabili, spiega Taddio, ma che possono e devono svolgere una funzione regolativa. Se infatti non stabiliamo dove vogliamo andare, i traguardi da raggiungere anche a lungo termine, come possiamo pensare di trovare i criteri per decidere cosa fare oggi? Spettacolo. Il Teatro Zancanaro di Sacile, ancora una volta esaurito, ha accolto giovedì sera la serata speciale inserita nella rassegna Il volo del jazz. Il concerto celebrava nel centenario della nascita uno dei geni assoluti della musica, Charlie Parker. Un appuntamento particolare perché nato all'insegna della contaminazione e della collaborazione fra musicisti internazionali e della nostra regione. Ho pensato di riprendere questo capolavoro della musica del Novecento, che si tratta appunto di Parker Weak Strings, una partitura degli anni 50 che ho revisionato. Mi sono fatto mandare i manoscritti originali e ho revisionato queste partiture per l'orchestra Naonis. E in questa occasione la presentiamo col grandissimo artista Francesco Cafiso, artista che conosco da anni, collaboriamo insieme da tantissimi anni. Francesco Cafiso, il suo quartetto e l'orchestra Naonis, e all'interno della stagione, e ne siamo onorati di parteciparvi, del volo del jazz. Quindi in linea con il nostro percorso di contaminazioni, proprio sembra che questa sede sia la più adatta. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 19. Buon pomeriggio.